il focus della parte assembleare più tradizionale, diciamo così. Diciamo che con i tempi ci siamo resi conto, noi tutti, sia come giovani, ma anche molto probabilmente le aziende che hanno avuto una storia all'interno di questo distretto, che ormai la parte produttiva sta diventando sempre più scontata e sempre quasi più, come si può dire, passa quasi in secondo piano. E quindi oggi siamo costretti noi tutti a dare uno sguardo nel mercato, a farci conoscere nel mercato e a far presente al mercato cosa noi facciamo, come lo facciamo, e questo implica il fatto che noi tutti siamo costretti oggi a comunicare. Non a caso il relatore che abbiamo scelto, il signor Montemagno, è uno probabilmente dei guru su questa tematica, e sicuramente potrà dare a noi tutti un nuovo incipit, una nuova possibilità di capire cosa stiamo sbagliando e la possibilità di valutare nuove opportunità di business e anche Di strategia sì, comunicativa. le nuove strategie che noi tutti oggi andiamo ad utilizzare. Sicuramente la fase del B2B può essere utile a questo, anche perché oltre a capire cosa noi vogliamo fare nelle nostre aziende, è anche utile capire cosa fanno gli altri e come vanno a comunicare gli altri per vedere di portare un valore aggiunto alla nostra società.